È arrivato finalmente il momento della finalissima del concorso Miss e Mister del Garda for Italy, una prima edizione davvero straordinaria. I nostri concorrenti sono prontissimi e andiamo subito a conoscerli più da vicino. E la selezione continua, concorrenti agguerritissimi. Chi saranno i vincitori? Chi sarà la regina, il re di questa prima edizione? Restate con noi, lo scoprirete. Ti piace fare video? Vuoi metterti in gioco e sentirti utile? Entra a far parte della nostra squadra e sarai il benvenuto. Insieme si può fare.
straordinaria. Ed ora, come anticipato, torniamo a parlare di bellezza e andiamo a votare le nostre miss e i nostri mister con la classica miss di ogni concorso di bellezza che si rispetti, e quindi li vedremo subito sulla spiaggia del lungolago di Lazzise con il loro costume da bagno coloratissimo. Signore e signori, avanti le miss!
mister numero 2, Manuel Comparin. Complimenti, bravissimo. Stai lì perché deve raggiungerti la tua miss, perché sarete 2 premiati. Ecco la fascia per la nostra bellezza al femminile. Miss il Principe di Lazzise, quindi fascia speciale assegnata da coloro che ci hanno ospitato. Il nostro Principe di Lazzise, la Miss Principe di Lazzise è la numero 9, Nicole Manzato. Complimenti ragazzi. Martina, ti chiedo di metterti al centro, così il nostro Mauri ti fa una bella fotoricordo con i nostri testimonial. Loro vincono un soggiorno per 2 persone presso il Principe di Lazzise. Mister Calzitali è il numero 5, Valerio Budu. Di qua, di qua. Valerio, attendi la tua miss, andiamo a decretare la terza classificata subito insieme a te. Terza classificata col titolo di Miss Calzitali è la numero 9, Nicole Manzato, di nuovo premiata, complimenti. Una bella fotografia insieme al nostro Marco Schinelli, Miss e Mister Calzitali, terzi classificati. Secondo posto con la fascia di Mister Maria Ielpo Gioielli è il numero 7, Edward Costa. Complimenti Edward. Medaglia d'argento per Edward, resta al centro, resta qui perché chiamiamo ora la tua Miss seconda classificata. Miss Maria Ielpo Collection è la numero 7, Michaela Machnovit. Complimenti ai nostri secondi classificati. Maria, mettiti al centro e facciamo una bella foto per questa seconda posizione. Congratulazioni Buonasera ragazzi. A tutti, spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. E per me è stato un grande piacere, un onore ospitarvi e vedere che anche le nostre aziende, le nostre ditte locali hanno partecipato per sposare questo progetto. Le ragazze erano tutte bellissime, per me siete arrivate tutte prime a pari merito, i ragazzi è giusto invece aver fatto la graduatoria. A parte questo... Un po' di tensione. Il primo classificato della prima edizione del concorso nazionale Mister del Garda for Italy è il numero 2, Manuel Comparin. Premiato con la fascia, con il trofeo e con il gioiello 11, Nicole Amighetti. Complimenti Nicole, perché la fascia, il trofeo, la corona. Mettiamo la corona a Nicole. Che brava, non vedeva l'ora. Complimenti Nicole, anche per te il gioiello al patron, dai, almeno un ciao. Grazie a tutti.
bellissima serata e ringrazio appunto i nostri colleghi delle varie regioni che ci hanno sostenuto in questo anno praticamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ci vediamo per la prossima edizione di Miss e Mister del Garda for Italy e complimenti ancora a tutti i concorrenti, a Nicole e a Manuel. Grazie! Si conclude questa prima edizione del concorso nazionale Miss e Mister del Garda for Italy con i due vincitori, Manuel Comparin e Nicola Mighetti, che si portano a casa la prima fascia nazionale di questa prima edizione. Quindi scopriamo subito a caldo com'è andata questa sfilata, un concorso insomma che è stato agguerritissimo tra tutti i concorrenti. Direi proprio di sì, è stata una grande opportunità che mi è stata data avendo vinto la tappa intermedia ad agosto. Contentissimo di essere arrivato in questo incantevole posto che è il Lago di Garda e che dire, cioè è la prima nazionale e purtroppo potrebbe essere anche l'ultima mia sfilata o comunque partecipazione a un concorso di bellezza, perché voglio dire l'età oramai chiama la pensione, se si può dire. Io direi proprio di no, però dai, insomma, te la sei giocata tutta e è andata bene. Diciamo di sì, anche quest'anno è andata bene, quindi direi bene così. Non mi faccio molte illusioni, oramai le illusioni lasciano il posto al realismo, però insomma soddisfattissimo e poi si crea sempre un gruppo di conoscenze, di persone che poi alla fine è quello che conta di più in queste occasioni. Esatto, bravissimo, spirito di gioco. Complimenti intanto e complimenti anche alla nostra Nicole, lei all'inizio carriera perché insomma i primi passi, giovanissima, 17 anni, è andata molto bene direi come prima esperienza nazionale. Molto bene questa esperienza nazionale, sono contenta di aver vinto questo titolo anche perché molto probabilmente sarà l'ultimo concorso che farò. Cos'è? Pensa di andare in pensione anche lei? No, non lo so, non credo, lei ha ancora tanta strada da potersi giocare, magari vuole emulare, non lo so, un dire arrivo in cima e va bene così. Insomma, per un anno rappresenterai il Lago di Garda e quindi un compito davvero importante in tutta la nazione, in bocca al lupo e complimenti. Crepi, grazie mille. Noi ci vediamo alla prossima edizione di Miss e Mister del Garda for Italy. Ciao!